Lo sviluppo rurale attuale è formato dalla produzione, dalla lavorazione e dalla trasformazione in prodotti di consumo e l'agriturismo è la sua vetrina principale. Oggi ci troviamo a Lollove, un piccolissimo borgo a pochi chilometri da Nuoro, che conta, pensate un po', solo 15 abitanti. A Lollove mancano scuole, negozi, tutti i servizi essenziali, ma una cosa per cui vale la pena visitare questo grazioso luogo è l'agriturismo di Simone. Andiamo. Sono Simone e mi occupo appunto di un agriturismo nel centro Sardegna. Prima del 2020 ho speso qualche periodo tra il Sudafrica e gli Stati Uniti d'America per lavoro e studio, dopodiché ho deciso di ritornare nella mia terra e quindi per l'appunto riprendere un'azienda agricola che avevamo da oltre 50 anni, azienda agricola dei miei nonni, per poter riprenderla in mano e quindi poter aprire effettivamente un agriturismo. Simone, la tua è stata una scelta coraggiosa. Perché hai scelto proprio Lollove? Ho scelto Lollove semplicemente perché è appunto casa mia. Questa era casa dei miei nonni, per l'appunto, che purtroppo per diversi anni è stata abbandonata, così anche il paese, che è arrivato fino a 6 abitanti circa 4 anni fa e che ora invece è passata a 13 abitanti. Con queste varie iniziative, insomma, è così bello poter vedere i passanti nuovamente ripercorrere queste stradine in pietra e quindi valorizzare adeguatamente queste zone rurali. Ma adesso parliamo di cucina. Che cosa troviamo di speciale nel tuo agriturismo? Beh, oggi avremo una selezione di salumi e formaggi di nostra produzione, quindi da un caprino fresco con fiori di asfodelo, della ricotta di pecora, degli involtini di verza con appunto varie salse all'interno, per poi arrivare fino al secondo. Oggi abbiamo uno spezzatino di capra alle erbe, per poi completare con dei raviolini dolci. Oggi abbiamo preparato dei cestini. È una pasta sfoglia fatta comunque nell'azienda di famiglia, in quanto i titolari sono titolari anche di una pasticceria, quindi si tratta sempre di prodotto fresco. Le patate, la ricotta prodotta in loco, la mentuccia raccolta qui nei nostri campi perché cresce spontanea e il tutto amalgamato insieme, insomma abbiamo aggiunto l'olio sempre di proprietà. E in questo piccolo centro, nella giornata di oggi, si è svolto un evento denominato Terra Nostra. E ora andiamo a scambiare 2 chiacchiere con Dominga Cottarella, presidente nazionale dell'associazione Terra Nostra. Terra Nostra, che cos'è e quali le sue funzioni? Terra Nostra è l'associazione ambientalista di Coldiretti che vuole raccontare e rappresentare il mondo delle aziende agricole e turistiche, quindi il mondo degli agriturismi, il mondo delle aziende multifunzionali, dove l'agricoltura si incontra in modo direi naturale con il turismo. L'agriturismo, come sappiamo, è un punto di riferimento per il turismo e non solo. Negli anni ha funzionato o ha bisogno di rinnovarsi? Allora, i risultati oggi raccontano che il sistema della rete degli agriturismi di Terra Nostra Campagna Amica è un sistema che sta funzionando, che ha portato risultati interessanti, però come sempre anche in modo entusiasmante si può fare sempre di più, questo non soltanto nel mondo del lavoro ma nella vita, quindi anche come associazione ci siamo dati l'obiettivo di far crescere la nostra realtà, aumentando ovviamente il numero di agriturismi, aumentando i turisti che si appassionano a questa tipologia di esperienza, quindi turismo sostenibile, quindi turismo lento,
turismo nelle campagne, turismo in qualche modo orientato anche all'esperienza con il cibo, con le biodiversità, con il cibo sano, ma certamente anche con l'obiettivo di far conoscere questi territori. Oggi ci troviamo all'Ollove, è un posto straordinario, anche per me è la prima volta che sono qua e quindi grazie proprio a Terra Nostra abbiamo la possibilità di raccontare questo territorio anche fuori dalla Sardegna. Quindi territori diversi per agriturismi diversi, è così? Assolutamente sì, mantenere l'identità e quindi anche raccontare le belle storie diverse per combattere quella che può essere anche un'omologazione. Vogliamo raccontare proprio le storie, le persone che sono dietro a queste strutture. Passiamo alle polpette. Il periodo del cavolfiore è il periodo più bello, quindi abbiamo voluto fare anche le polpette in maniera molto semplice, con le uova, insomma quelle comprate ovviamente sempre sarde, ovviamente, e pane grattugiato e il formaggio nostro grattugiato, quello che producono i signori. Qui abbiamo una bella frittata fantasia. Quest'anno è stato un orto un po' ballerino, abbiamo avuto anche zucchine fuori corso perché avete visto insomma il cambiamento climatico. Il pomodorino sì, ok, ci sta, ma è più che altro per la decorazione, per dare un tocco, ripetiamo sempre, ci piace curare i particolari. E l'apara, fondamentalmente queste uova e apara e formaggi nostri. Chi sceglie un agriturismo è perché è certo di trovare i prodotti a chilometro zero. Chi sceglie un agriturismo vuole trovare prodotti a chilometro zero, poi sta a noi lavorare sempre di più a soddisfare quelle che sono le esigenze dei turisti, quelle che sono le esigenze dei cittadini. È per questo che con Fondazione Campagna Amica, con Terra Nostra lavoriamo affinché un'esperienza autentica negli agriturismi italiani, nelle aziende agricole italiane, in questo caso in Sardegna, venga rispettata. Qual è il rapporto che avete con queste aziende? È un rapporto quotidiano, un rapporto diretto, un rapporto costante, direi, fatto sia di visione verso il futuro, ma anche di lavoro quotidiano, di un lavoro fatto di sostegno tecnico, di servizi, ma anche un lavoro in cui si ragiona su quelli che sono, per esempio, i trend del futuro del cibo nel nostro paese, dal punto di vista del consumo, ma anche, perché no, dal punto di vista turistico. L'agriturismo nasce negli anni 70, negli anni come si è evoluto? Allora, l'agriturismo nasce negli anni 70, come hai ben detto, in provincia di Oristano. Nasce grazie a queste donne che lavoravano in agricoltura e nei campi e hanno iniziato con l'attività di ospitalità. L'ospitalità all'interno della propria abitazione, dunque mettendo a disposizione ciò che avevano, dunque le loro camere, la loro cucina e facendo degustare agli ospiti quello che poi veniva fatto per la propria famiglia, e da lì per anni. Dopodiché c'è stata un'evoluzione e nel 1986 nasce la prima legge sull'agriturismo, la legge 32, dove ha disciplinato il comparto dando dei limiti e delle regole. Al giorno d'oggi la tecnologia può essere di grande aiuto per la promozione di questa tipologia di servizio? Assolutamente sì, Claudia, c'è stata una grande evoluzione perché oggi
c'è molta attenzione al cibo, per cui diciamo che all'interno delle nostre aziende agrituristiche c'è la tradizione ma anche l'innovazione. L'innovazione a 360 gradi, sia sull'ospitalità ma anche sui piatti stessi, sempre tenendo conto ovviamente della qualità del prodotto, ma dando quel pizzico di innovazione che agli ospiti piace. Abbiamo le bietole. Le bietole si sa, o le fai in umido o le usi con i ravioli. Ebbene no, noi le abbiamo leggermente sbollentate, abbiamo fatto un ripieno di ricotta con verdure miste, parliamo di verdurine sempre di stagione, con la ricotta, dopodiché fatto il saccottino, sopra il nostro formaggio e infornate. Il nostro lavoro è molto semplice. Con la nostra rete di agriturismi siamo presenti dal Sulcis al Sarabus passando per la Trecenta, una rete di agriturismi e di produzioni locali, filiera corta ovviamente, la cucina è quella tipica ma anche legata alle innovazioni di prodotto. Siamo presenti quindi su tutta la provincia, venite a trovarci, trovate tutte le indicazioni dei nostri agriturismi sul sito di Campagna Amica. Maria Grazia, Agriturismo Samandra, previsioni per le prossime festività? Beh, devo dire che siamo davvero soddisfatti di quella che è la richiesta. Il mercato chiede sempre di più un contatto con la natura, stare all'aria aperta, dare la possibilità alle famiglie di vivere un'intera giornata a contatto con gli animali e con l'autenticità del nostro territorio. Quindi, offrendo questo, abbiamo sempre più richiesta di partecipazione e di contribuire a provare il gusto di quella Sardegna autentica. Maria Grazia, quali sono le attività che svolgete? La lavorazione della pasta, quindi la trasformazione di un cereale in pasta, pane o dolce, o addirittura poter partecipare alla mungitura, alla caseificazione. E come ti raccontavo, le persone hanno davvero necessità di tornare a poter capire come si realizza un prodotto, dove nasce l'alimento, ancor prima di poterlo consumare. E solo così riusciamo veramente a far apprezzare il gusto di quel prodotto per raccontare meglio non solo la nostra storia come azienda e come famiglia, ma la storia di una intera isola. Nell'incontro sono state inoltre illustrate alcune novità, una tra queste l'innovativo corso per cuochi contadini. Il corso Cuoco Contadino è un progetto di Terra Nostra, Campagna Amica Coldiretti, un progetto che ha già visto nel passato tanti corsi, soprattutto anche in Sardegna, che hanno portato dei grandi risultati e dei cambiamenti all'interno delle nostre aziende agrituristiche. In questo momento stiamo riprogettando il corso con una formula con un numero maggiore di ore, perché riteniamo che la formazione è sicuramente importante, perché con la formazione si insegna a fare il vero agriturismo, e che è quello che vuole Coldiretti, Terra Nostra, Campagna Amica. E la puntata di Bianco Pecora termina qui. Vediamo appuntamento a sabato prossimo.